Avrei preferito non doverle commentare, ma ancora una volta l'assessore Donazzan alla vigilia del 25 aprile ha rilasciato dichiarazioni aberranti, antistoriche, al di là di ogni revisionismo. Le parole dell'assessora Donazzan sul 25 aprile sull'antifascismo sono gravi e si inseriscono in un disegno che sembra ormai sistematico di revisionismo e di negazionismo da parte di questa destra che ci governa. Se a livello nazionale a tenere la scena è il presidente del Senato Ignazio La Russa, sul piano locale un'altra tempesta politica e mediatica si è scatenata sull'assessore regionale di Fratelli d'Italia Elena Donazzan, che nel corso di un'intervista rilasciata ai quotidiani Gedi ha affermato come l'antifascismo in Italia abbia prodotto il terrorismo rosso e che non può essere un valore. Prova ne è, ha detto poi Donazzan, che anche nella nostra Costituzione non viene mai menzionato. Apriti cielo, l'accostamento BR e antifascismo ha fatto sobbalzare sulla sedia anche gli alleati del centrodestra. Si dichiara molto perplesso il commissario della Lega in Veneto, il padovano Alberto Stefani. Centrodestra è sinonimo di libertà contro ogni dittatura. La Lega è orgogliosamente antifascista e anticomunista. A intervenire anche il leghista Gian Antonio D'Arè, che da ex sindaco di Vittorio Veneto ha sempre partecipato alle celebrazioni del 25 aprile. È una valutazione di parte ed è, secondo me, ad ogni se senza ma, è una valutazione sbagliata. Le Brigate Rosse hanno un'origine diversa, hanno una finalità diversa, era quella di destabilizzare lo Stato, e quindi credo che questa sia una polemica e delle affermazioni sicuramente fuori luogo, soprattutto fuori tempo in questo momento. E nel fine settimana dal centrodestra sono partiti diversi messaggi distensivi. Sabato sul Corriere della Sera Zaia ha parlato di una festa fondante e di tutti. 24 ore dopo, ospite da Fazio, il guardasigilli Carlo Nordio si è augurato che il 25 aprile diventi una ricorrenza europea. Non parla esplicitamente del caso Donazzan, il numero uno dei meloniani in Veneto, ma il messaggio sembra comunque chiaro. Credo che non basti dirsi antifascisti, bisogna andare oltre, dirsi contro ogni forma di totalitarismo, riconoscersi nei valori di libertà e della democrazia. Questo siamo noi, questo facciamo. Sarebbe invece giusto che il 25 aprile fosse vissuto da tutti come una festa condivisa e di tutti, e che la destra prendesse finalmente le distanze dal fascismo e riconoscesse nel 25 aprile il simbolo della libertà e della democrazia.